Operazione alto impatto a Licata per il controllo del territorio, 2 fermi per immigrazione clandestina. La Guardia di Finanza sequestra un ingente patrimonio a un imprenditore delle comunicazioni a Caltanissetta, sequestrati nel Calatino oltre 3.500 articoli di carnevale illegali. Soddisfazione viene espressa dal sindacato trasporti dell'USB per l'assoluzione dei 10 autisti della TUA di Agrigento. Convegno oggi del Sacro Militare Ordine Costantiniano, si è discusso di nonni e nipoti digitali. Il cartello sociale di Agrigento ha incontrato il prefetto Caccamo per discutere importanti problematiche della viabilità agrigentina. Allerta gialla oggi nell'Agrigentino fino alle 20 di stasera, diramata ordinanza del sindaco. A Messina un terremoto è stato avvertito ieri fino a Palermo. Protestano i cittadini di Fontanelle per il taglio indiscriminato degli alberi in Piazza Maggiore. Stelle d'oro per merito sportivo, tra i premiati l'unico siciliano e l'ingegnere Santino Lopresti. L'Acragas in trasferta a Scafati in cerca di punti d'oro per la sua salvezza. Il Castrum Favara in casa con il Paternò. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi sabato 8 febbraio, controllo straordinario del territorio nella città di Licata, operazione denominata Alto Impatto effettuata dalla Polizia di Stato di Agrigento, il servizio. La Polizia di Stato di Agrigento continua l'attività di controllo straordinario del territorio nel comune di Licata, disposti infatti dal questore di Agrigento a seguito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in prefettura. Nella giornata di ieri è stata organizzata un'operazione alto impatto, numerosi agenti della Questura di Agrigento e del Commissariato di Licata ed equipaggi della sezione della Polizia Stradale di Agrigento, coadiuvati dal reparto Prevenzione Crimine di Palermo e dalle unità cinofile della Questura di Palermo, hanno svolto attività di prevenzione e repressione dei reati di tipo predatorio, di spaccio, illecita detenzione di sostanze stupefacenti e il controllo dei cittadini stranieri. Anche il Poli del reparto volo di Palermo ha partecipato al controllo straordinario del territorio, sorvolando la cittadina licatese e monitorando dall'alto le principali arterie stradali. I risultati della popolazione includono 156 persone controllate, di cui 27 con pregiudizi penali e di polizia, 68 auto controllate, 14 sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, 15 punti patente decurtati, un sequestro amministrativo del veicolo, 4 esercizi pubblici controllati, 3 sequestri amministrativi di apparecchi da gioco, 3 sanzioni amministrative irrogate per un ammontare di 40.000 euro. L'intensificazione dei controlli conferma l'impegno della Polizia di Stato di Agrigento nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità nel nostro territorio. E la Polizia di Stato, segnatamente con le squadre mobili di Palermo e Agrigento e l'articolazione del Servizio Centrale Operativo su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, ha eseguito un decreto di fermo indiziato di delitto emesso nei confronti di 2 fratelli bengalesi ritenuti responsabili, con altri indagati in corso di identificazione, di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nella forma aggravata. Il provvedimento restrittivo è stato adottato nell'ambito di una complessa attività di indagine avviata dai citati uffici investigativi e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, concernente una presunta associazione criminale a carattere transnazionale dedita al traffico di migranti prevalentemente di nazionalità bengalese. Il sodalizio, con ramificazioni in Bangladesh e in Italia, si è avvalso del supporto operativo di alcuni trafficanti sedenti in Libia, in qualità di gestioni della Safe House, dove i migranti vengono reclusi e torturati al fine di ottenere somme di denaro che i familiari dei prigionieri versano come prezzo della liberazione dei loro congiunti, per consentire loro di intraprendere la traversata via mare fino alle coste siciliane.
Due brillanti operazioni sono state eseguite in Sicilia dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta e quella di Catania nel Calatino. A Caltanissetta una maxi evasione fiscale con sequestro di 2,5 milioni di euro a un imprenditore nisseno nel settore delle comunicazioni, mentre a Caltagirone sequestrati oltre 3.500 articoli di carnevale risultati non sicuri o privi di marcatura, in conformità europea il servizio. Le Fiamme Gialle di Caltanissetta, in sinergia con la locale autorità giudiziaria, nei giorni scorsi hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo richiesto dalla Procura della Repubblica in sede ed emesso nel GIP nei confronti di un imprenditore locale nisseno operante nel settore del marketing e delle comunicazioni, il quale ha eseguito una verifica fiscale e è risultato indiziato di non aver ottemperato agli obblighi fiscali per gli anni d'imposta 2019 fino al 2022. Nello specifico le Fiamme Gialle nissene hanno contestato l'evasione d'imposta mediante l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di quelli dell'IVA, nonché l'occultamento delle scritture contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, in base all'attività ispettiva eseguita, corroborata da articolati e meticolosi controlli incrociati. Il reale volume delle vendite sottratti al fisco sarebbe ammontato a oltre 5 milioni di euro, con imposte dovute pari a 2,5 milioni. Ne è conseguito il sequestro emesso per quest'ultimo importo dei saldi dei conti correnti e di un'autovettura nella disponibilità del responsabile. E sempre i finanzieri della compagnia di Caltagirone hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 3.500 articoli risultati non conformi alle vigenti normative comunicate, attestanti gli standard qualitativi e di sicurezza. I finanzieri della compagnia calatina hanno ispezionato i locali di una ditta individuale nel cuore del centro storico, gestita da una cittadina di nazionalità cinese, riscontrando la presenza di numerosi articoli ludici irregolari esposti sugli scaffali e pronti per essere venduti in occasione degli imminenti festeggiamenti di Carnevale. Tra gli oggetti risultati non conformi alle normative vigenti e quindi potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini sono stati rinvenute bombolette, spray, accessori, gadget per maschere di carnevale, stelle filanti, kit di make-up, pistole giocattolo, costumi per bambini, tutti immediatamente ritirati dalla vendita e posti sotto sequestro amministrativo al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, garantendo la corretta pratica concorrenziale del commercio. Il sindacato USB Trasporti esprime grande soddisfazione per la sentenza del Tribunale per aver assolto i 10 autisti della TUA di Agrigento. Questo risultato conferma quanto sostenuto fin dall'inizio da questi lavoratori. I licenziamenti erano pretestuosi e privi di fondamento logico e giuridico. Tra gli assolti anche il consigliere comunale di Agrigento, Angelo Vaccarello. Il servizio. Il fatto non sussiste, così si è espresso il 5 febbraio scorso il Tribunale di Agrigento, sezione penale, scagionando tutti e 10 gli autisti per i presunti provvedimenti disciplinari denunciati dall'azienda TUA di Agrigento. Tra questi assolto anche il consigliere comunale di Agrigento Angelo Vaccarello. Una vicenda che ha avuto risvolti positivi anche in sede civile di lavoro, con un rinvio stabilito dalla Suprema Corte d'Appello di Palermo, confermando l'illegittimità dei licenziamenti con 3 dei lavoratori coinvolti che hanno già ottenuto il reintegro attraverso tutti e 3 gradi di giudizio. La vicenda ora ha avuto risvolti sia in sede civile sia in sede penale definitiva, dove il Tribunale, sezione penale, dopo aver ascoltato le parti in causa, ha stabilito l'insussistenza dei fatti contestati, smontando definitivamente le accuse mosse dall'azienda. In una nota stampa l'USB Trasporti esprime grande soddisfazione per questo risultato che conferma quanto da tempo sostenuto dall'inizio dei lavoratori. Di nuovo. L'USB Trasporti esprime grande soddisfazione per questo risultato che conferma quanto da sostenuto fin dall'inizio di questi lavoratori. I licenziamenti erano pretestuosi e privi di fondamento logico e giuridico. È particolarmente significativo che i lavoratori, nonostante le proposte di accordi economici per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, abbiano scelto di proseguire la via della giustizia fino in fondo. Riteniamo, continua
l'USB Trasporti. Comunque è necessario criticare l'atteggiamento mantenuto dalla TUA di Agrigento, che nonostante le ripetute sconfitte in sede giudiziaria sembrerebbe inamovibile sulle proprie posizioni. L'USB Trasporti continuerà a stare a fianco dei lavoratori nella loro battaglia per la dignità e la giustizia sul posto di lavoro. Nonni e nipoti digitali dai servizi offerti alla telemedicina è stato il tema di un convegno organizzato dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, delegazione Sicilia Occidentale. Ha seguito per noi l'evento Margherita Trupiano. Alla telemedicina è stato il tema di un convegno organizzato dal Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio, delegazione Sicilia Occidentale. Ci presenti l'Ordine Costantiniano? Cos'è? Come opera? È un ordine religioso cavalleresco di antica tradizione che svolge con i suoi cavalieri associati, che sono cavalieri e dame, un'attività a sostegno tanto della diffusione del cattolicesimo e poi anche ha un ruolo di formazione e svolge anche le attività a sostegno delle persone indigenti, aiutandole, sostenendole per i loro bisogni. Come si fa a essere comunque adepti dell'ordine costantiniano? Allora, per entrare nell'ordine è semplicissimo, si fa una semplice domanda, ci sarà un momento poi di cosiddetto, si chiama postulando, la persona che fa la domanda, e ha un periodo di praticantato in modo che possa lui conoscere cosa fa l'ordine e capire se la persona è una persona che abbia interesse reale a essere cavaliere o dama. Rossana Florio, direttore dell'Archivio di Stato. Oggi si parla di nonni e nipoti digitali, lei è presente a questo convegno con una sua relazione sul tema. Il convegno di oggi vuole affrontare un tema molto importante, che è il rapporto tra digitalizzazione e generazioni. Il contributo odierno dell'Archivio di Stato di Agrigento riguarda quelle che sono le traiettorie digitali che sono state individuate dall'Istituto, non solo per la restituzione delle informazioni sul patrimonio documentale che viene custodito presso le sedi di Agrigento e di Sciacca, ma soprattutto informazioni su quelle che sono le potenzialità del digitale in termini di fruizione e valorizzazione della documentazione. Per questo oggi si affronterà soprattutto quella che è la nuova struttura del nostro sito istituzionale, che è diventato maggiormente responsivo anche rispetto a quelle che sono le esigenze degli utenti, e si parlerà di alcuni progetti che abbiamo sviluppato grazie al finanziamento con FESR 2014-2020 e PNRR, che riguardano appunto la fruizione ampliata del patrimonio archivistico. Professore Sciortino, oggi si parla di nonni e nipoti digitali, una scelta di un tema importante dell'ordine costantiniano. Ecco, ci parli un po' di questa giornata che avete voluto dedicare a questa tematica. Oggi i nonni e i nipoti, e di mezzo ci sono anche i genitori, non dialogano tra loro sull'uso della tecnologia. I ragazzi e i nonni sono lasciati da soli. Io chiedo sempre: lasceresti tuo nonno da solo a navigare in mezzo ad un oceano? L'oceano rappresenta la rete, e se noi non curiamo cosa fanno i ragazzi, avremo un uso distorto della tecnologia. Oggi invece si propone di utilizzare le app che ha a disposizione la pubblica amministrazione, perché con l'avvento della digitalizzazione della pubblica amministrazione siamo in grado di poter pagare utenze non solo della pubblica amministrazione in senso stretto, ma anche ad esempio bollettini di utenze varie, di luce, di IMU, di acqua ad esempio. Tutto lo possiamo fare dal telefono, che diventa una home banking, e poi per esempio ci possono aiutare anche nella telemedicina a monitorare diversi parametri, che ha ad esempio un paziente che non si può muovere da casa, il trasporto può essere anche complicato, avvicina molto l'utente finale
a vari servizi che diventano dispendiosi economicamente sia per i cittadini che poi pagano i servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Noi promuoviamo queste applicazioni per poter semplificare la vita dei cittadini. Riparte il confronto sulle problematiche del territorio tra le forze sociali. In prefettura un incontro tra i rappresentanti del cartello sociale e il prefetto Caccamo, il servizio. Riparte il confronto sulle problematiche del territorio agrigentino tra le forze sociali in prefettura. La Galleria Santa Lucia, il Ponte Milena, la viabilità della zona Caos a Porto Empedocle, lo svincolo, zona Maddalusa, la 640 sul tratto Mosella, sono alcune delle principali problematiche affrontate sul tavolo convocato dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo con il cartello sociale. Riparte con un rinnovato slancio il confronto sulle problematiche del territorio tra le forze sociali e enti pubblici preposti alla loro soluzione, sotto l'attenta e autorevole regia del prefetto, il cui impegno lungimirante e instancabile ha dato un impulso decisivo agli annosi problemi della viabilità intorno alla nostra città. Il cartello sociale di Agrigento, formato da Gero Acquisto, Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano, loro rappresentanti, esprime il più vivo e sincero apprezzamento per l'instancabile impegno del prefetto Caccamo nell'affrontare le gravi carenze infrastrutturali del territorio. Il suo prezioso e determinato lavoro di coordinamento tra i vari enti competenti rappresenta per il cartello sociale un'azione fondamentale per affrontare un'emergenza che da troppo tempo penalizza la comunità locale. La partecipazione di numerosi attori istituzionali rappresenta sicuramente un segnale positivo, poiché indica un'attenzione congiunta verso un problema che necessita soluzioni concrete e condivise. Il coinvolgimento di tutti i livelli di responsabilità potrebbe favorire un approccio coordinato e mirato capace di superare le criticità, garantendo interventi efficaci per il miglioramento della viabilità agrigentina. Ancora consensi e adesioni a Forza Italia Agrigentina, a Naro e a Favara. A Naro hanno indossato la maglia azzurra l'ex assessore e consigliere comunale Nicola Palmeri e l'ex assessore comunale Giuseppe Donato. A Favara è parte del gruppo di Forza Italia anche Stefano Urso, presidente provinciale delle Agri di Agrigento. Il vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo, apprende con entusiasmo ed esprime apprezzamento verso le nuove adesioni, affermando le adesioni degli amici Palmeri, Donato e Urso rappresentano un ulteriore valore aggiunto al partito nella provincia agrigentina, dove proseguono costanti le adesioni a testimonianza di un numero sempre maggiore di coloro che intendono a favore del territorio e delle comunità, sostenendone le istanze nelle sedi preposte. Confidiamo nel loro ottimo lavoro, conclude Gallo. Taglio indiscriminato del verde pubblico a Fontanelle in Piazza Magione, gli abitanti protestano, ce ne parla meglio il collega Eugenio Cairone. Non è sicuramente il taglio indiscriminato degli alberi che si attendeva il quartiere di Fontanelle, ma ben altro, per rendere vivibile una frazione di circa 10.000 abitanti. Quello che è stato evidenziato riguardo la piazza Magione a nord di Fontanelle è comunque un esempio di come si procede con il verde pubblico, quantomeno si dovrebbero avvisare i cittadini dei lavori. E come giustamente ha fatto notare Salvatore Ciulla del Comitato Fontanelle Insieme, una cosa che va attenzionata è anche la presenza di antenne 5G, che richiede un'attenzione particolare, e non soltanto a Fontanelle. La verità, secondo molti, è che si dovrebbe evitare di offrire l'occasione per altre polemiche che non servono ad Agrigento. L'augurio è di non scomodare ancora una volta la stampa nazionale. Basta e avanza quello che ci è stato già riservato. Anche se nel nostro caso non si può davvero tollerare la distruzione del poco verde esistente a Fontanelle come nel resto della città. Terremoto ieri in Sicilia, avvertito a Messina e Palermo, con epicentro localizzato dalla sala operativa dell'Osservatorio Etneo
tra le isole di Alicudi, Filicudi a una profondità di 17 km. La scossa di magnitudo 4,8 è stata registrata alle ore 16:19 nella zona di Messina, ma il sisma è stato avvertito dalla popolazione di Palermo, nelle Madonie e lungo la costa tirrenica da Cefalù a Capo d'Orlando. Intanto sul maltempo serviamo un servizio dei colleghi di Messina con un'intervista al sindaco Federico Basile. 17 milioni di euro di danni, questa è la stima fatta dai tecnici per quanto riguarda l'ultimo maltempo della scorsa settimana. Lei ha inviato già la relazione alla Regione per chiedere lo stato di emergenza e la città si augura di avere anche le risorse necessarie. C'è Zafferia che è il punto più critico, ma non è l'unico. No, ci sono diversi punti, Zafferia, c'è una situazione particolare a Santo Sabba, c'è il caso di Contrada Scoppo, c'è Vallone Finanze a Ponteschiavo che è stato tra virgolette forse sottovalutato, ma nella parte a monte dove c'è l'autostrada RFI ci sono delle situazioni delicate e particolari per il costone di montagna. Ci sono tante realtà che riguardano la fragilità di un territorio che è ormai consolidata, quindi una conta dei danni che non è relativa all'elemento emergenziale ma a quello strutturale. Ci sono progetti in corso, le somme che sono state individuate dai tecnici, non sicuramente dalla parte politica, serve a mettere in sicurezza quelle zone di territorio non nell'immediato ma nel medio-lungo periodo. Abbiamo veramente tante risorse che sono state richieste con le varie progettazioni alla struttura commissariale per il dissesto idrogeologico, presumibilmente la settimana prossima andremo anche a Palermo. Non è tra virgolette una richiesta a occhi chiusi, ma la consapevolezza che quelle risorse servono al territorio per riprendersi da eventi calamitosi che ormai sono incontrollabili. Ecco. Per quanto riguarda Zafferia, lo avete già detto, c'è un progetto per la messa in sicurezza di quella zona dove comunque si è costruito sul torrente. Le case, le immagini che vediamo non avrebbero bisogno di alcun commento. Su questo voglio dire, come sempre cerco di essere moderato e cauto perché comunque la conformazione del nostro territorio è stata forse snaturata rispetto a quella che doveva essere 30-40 anni fa, una visione diversa. Zafferia è un esempio, senza colpevolizzare nessuno, ma anche in zone ad esempio come Santo Sabba c'è un fronte di frana in cui proprio sopra il fronte di frana ci sono anche delle abitazioni, quindi magari anche le costruzioni in zone particolari, non avendo fatto poi una corretta cura del territorio in questi 30-40 anni, può provocare questi problemi, quindi non ci dobbiamo stracciare le vesti, c'è un problema oggettivo. Zafferia è una casistica purtroppo rilevante. Dobbiamo lavorare con gli strumenti che abbiamo per sicuramente mettere in sicurezza il territorio, ma soprattutto tutelare l'incolumità delle persone. Allerta gialla oggi nell'Agrigentino, il sindaco Miccichè avvisa la cittadinanza che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico allerta gialla con rovesci e temporali e condizioni meteo avverse con validità fino alle ore 24 dell'8 febbraio. Quindi il sindaco invita pertanto alla cittadinanza alla prudenza, non spostarsi o comunque limitare gli spostamenti, non sostare su passerelle o ponti o nei pressi degli argini dei torrenti, evitare di occupare la carreggiata di strade che devono essere lasciate liberi per il passaggio di eventuali soccorritori, non sostare in aree soggetti da esondazione o allagamento anche in ambito urbano, non sostare, non curiosare in aree dove vi è stata una frana o un'alluvione, evitare al verificarsi di precipitazioni intense il transito veicolare e pedonale, in particolare nelle zone, dice il sindaco, di Villaggio Mosè, San Leone, Fiume Naro, Fiume Ipsas e Fiume Drago. Passiamo ora con un servizio sulla violenza di genere, un progetto di collaborazione tra il Comune di Messina e la UIL Polizia, con un'intervista a Liana Cannata, assessore alle pari opportunità, i colleghi di Messina. Contrastare la violenza di genere anche con una collaborazione istituzionale. C'è questo progetto che prevede anche il coinvolgimento di chi si trova in trincea, di chi lavora nel contesto delle forze dell'ordine. Ci vuole spiegare di cosa si tratta?
Un progetto in collaborazione con la Will Polizia. La segretaria nazionale Rosaria Maira ha presentato questo progetto per poterlo realizzare in collaborazione con il comune di Messina e ha come destinatari le giovani generazioni, in particolare gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie. Questo perché? Perché vogliamo, attraverso una metodologia anche innovativa che prevede il cosiddetto peer education, ovvero quella che è la formazione fra pari, dove i giovani sono protagonisti di questo cambiamento culturale che dobbiamo mettere in atto affinché appunto si parli sempre più di prevenzione alla discriminazione di genere e alla violenza di genere e al contempo anche con quelle che sono dei training skills, ovvero l'allenamento di quelle che sono le competenze che questi ragazzi e queste ragazze possono acquisire per diffondere la cultura del rispetto. Ci saranno anche approfondimenti su aspetti non solo di tipo giuridico, ma anche la conoscenza dei protocolli esistenti. La violenza di genere si manifesta anche in un rapporto verbale. Proprio per questo stiamo cercando di insistere su quello anche che è l'uso di un linguaggio inclusivo, per cercare di far capire che a volte le maggiori offese nel quotidiano le compiamo attraverso l'uso improprio di parole che possono ferire le persone, non rendendoci conto spesso di quello che possiamo far scatenare nell'altra persona. Stiamo anche lavorando attraverso altre realtà locali e non solo, per parlare anche di educazione finanziaria, perché molto spesso la violenza si tramuta anche in violenza economica, quindi ancora spesso l'uomo, il marito, il compagno detengono quella che è la gestione patrimoniale della famiglia, la gestione economica, magari prendendosi anche cura di quello che può essere lo stipendio della donna, avendo quella libertà economica che ti permette poi di essere libera di scegliere di andare via. Assegnate ieri a Palermo le stelle d'oro al merito sportivo presso la sede della LND. Tra i premiati c'è Santino Lopresti, unico siciliano ad aver avuto il prestigioso riconoscimento. La stella d'oro, ricordiamo, viene concessa alle personalità del mondo dello sport che con opere di segnalato impegno e impositività di intenti abbiano lungamente servito lo sport. L'ingegnere Santino Lopresti è stato vicepresidente dell'area sud della Lega Nazionale Dilettanti, attualmente è presidente del Dipartimento Nazionale degli Sport e capo delegazione Under 20 femminile. L'Agragas domani in trasferta con la Forte Scafatese, cerca punti per la salvezza. Il trasferimento, ricordiamo, è stato garantito dall'onorevole Lillo Pisano che con un suo intervento economico, dopo la consegna della squadra del patron Deni al sindaco Miccichè, vedremo anche una panoramica sulle eccellenze e la promozione. Carmelo Lentini. L'Agragas nella tana della Forte Scafatese cerca punti importanti con la consapevolezza che sarà difficile uscire indenni del tutto da questa insidiosa trasferta. Una settimana, quella appena trascorsa, è polemizzata dalle decisioni del patron Giuseppe Deni di consegnare tramite il direttore generale Strano la squadra nelle mani del sindaco. Fortunatamente l'immediato intervento dell'onorevole Lillo Pisano ha garantito la trasferta della squadra in terra campana, ma attenzione, l'aiuto è momentaneo e dietro l'angolo rimangono sempre gli stessi problemi, salvo che non si registrino improvvisi ed ulteriori interventi dell'ultima ora. Agragas a bocce ferme, che vive alla giornata, con i tifosi sempre più passionali, che sperano in una soluzione radicale e definitiva. Si tratta di una lunga trasferta, con parecchie ore di viaggio per raggiungere Scafati, eppure a fare continuare a battere il cuore il biancazzurro ci saranno un bel po' di supporters, sempre vigili al capezzale del gigante. Dal punto di vista tecnico, il tecnico Favarin sembrerebbe orientato a schierare la formazione vista giocare nel secondo tempo contro la Nuova Egea, per cui il difensore Opriescu giocherebbe sin dal primo minuto,
mentre il centrocampista Pusic si sposterebbe più avanti a giostrare con Meola, Lofaso e Palazzolo. In avanti Mundrischi con Christopoulos e Di Rienzo. Scafatese Agregas avrà inizio alle ore 14:30 e sarà diretta da Mirko Pelaia di Pavia con assistenti Matteo Bertelle di Firenze e Roberto Lembo di Valdarno. Per quanto riguarda le altre gare in programma, c'è Castrum Favara Paternò che sarà arbitrato al Signor Noce di Genova, poi ci sarà Città di Sant'Agata, Città di Acireale, Pompei Nissa, Locri San Biase, 9 Gea Virtus Licata, Ragusa Enna, Regina Siracusa, il big match della giornata di Serie D del Girone I, e San Cataldese Vibonese. Per quanto riguarda invece il calcio minore, nel torneo di eccellenza Girone A è arrivato un giorno importante per l'Unità Sciacca, che dovrà misurare la propria forza con quella della capolista Athletic Club Palermo, una sorta di braccio di ferro con la prima della classe sempre più destinata al salto di categoria, vale a dire nel torneo di Serie D, e che sino ad oggi non conosce l'onda della sconfitta. Ricordiamo alcuni numeri: un'autentica macchina da gol, ha segnato più gol di tutti, 50, ed ha in classifica generale ben 50 punti. A guardare con interesse a questo scontro è il Città di Gela che, in anticipo questo sabato, affronterà allo stadio Lo Monaco di Partanna Montello il locale Parmonval. Giornata importante nel torneo di promozione Girone C che vede il Camarat osservare un turno di riposo con in agguato il Giarre che, sotto di un punto in classifica generale, in caso di vittoria contro il Santa Domenica balzerebbe in vetta alla classifica. Un testa a testa che dura da un intero campionato e che potrebbe risolversi in occasione delle restanti 7 giornate. Per quanto riguarda le altre agrigentine, da seguire il match tra Casteltermine e Gemini, dove sono in palio punti pesanti. La compagine della montagna è in piena lotta per un posto nei play-off, mentre quella castelterminese per una salvezza tranquilla. Infine l'Aragona di Mercante sarà di scena a Villarosa contro il locale San Sebastiano. Linea alla regia per la pubblicità. Il Castrum Favara incontrerà domani in casa allo stadio Bruccoleri il Paternò. Ce ne parla meglio con delle interviste ai protagonisti il collega Giuseppe Moscato. Castrum Favara è attesa domani allo stadio Bruccoleri, ritornando tra le mura amiche e il suo pubblico per una importante gara. Possiamo definire uno scontro diretto. Attesa la Paternò che, come appunto i favaresi, cerca punti importanti per trovare subito la salvezza. Un riscatto per gli uomini di mister Infantino dopo l'immeritata sconfitta in terra calabra, che sicuramente è andata oltre ogni misura, pur avendo giocato un'importante gara nei primi 60 minuti. Questa mattina l'allenamento di rifinitura per dare al mister le ultime indicazioni. Comunque ragazzi, società e staff tecnico sono sicuramente fiduciosi di ben figurare. Ad allenare il Paternò c'è una vecchia conoscenza del Pro Favara, in quanto appunto Gaetano Catalano è quello che è stato importante per l'ultimo percorso della squadra favarese. Sicuramente il pubblico è importante, per questo anche questa volta la società, grazie all'approvazione del responsabile della comunicazione, ha fatto una prevendita per agevolare anche nel prezzo l'arrivo in gradinata di un pubblico importante. Si definisce sempre il 12° uomo, lo chiede la società, lo chiedono soprattutto i giocatori per avere il conforto di una città che crede in questa formazione e che sicuramente domani farà un'ottima partita. Ma sentiamo i protagonisti. Sì, una squadra ben allenata. C'è un allenatore che io stimo tantissimo, voi lo conoscete, ha fatto un ottimo lavoro a Favara, una squadra che come noi sta facendo un percorso importante, a tutte e due ci davano da retrocessi all'inizio dell'anno, invece con umiltà, con il lavoro quotidiano stiamo facendo il nostro percorso come lo stanno facendo loro. Sicuramente due squadre che si somigliano,
due squadre che lottano su tutti i palloni. Sicuramente sarà una bella partita, sperando di superarli sotto l'aspetto del risultato. E appunto il risultato, insomma, 3 punti farebbero ben comodo. Ma sicuramente sì, le vittorie portano entusiasmo, portano serenità, credo che è una partita importante per il nostro futuro, per il nostro percorso, sicuramente sì. Seconda parte del campionato, il percorso tecnico-tattico cambia, te lo abbiamo chiesto più volte e tu ci hai sempre detto di domenica in domenica si va avanti. Sì, si lavora, si trovano altre soluzioni, altre situazioni, credo che il sistema tattico non è importante, la qualità dei giocatori, l'attenzione, come si scende in campo. Perché se tu fai il modulo sono numeri fermi, invece noi chiediamo tante situazioni e i giocatori si devono muovere in un certo modo rispetto all'avversario, rispetto al compagno. Che partita vedremo domani? È una bella partita, credo che ci saranno anche momenti di difficoltà e gli chiediamo il sostegno della nostra gente, perché tutti assieme dobbiamo superare questo scoglio difficile che ci può portare punti importanti per il nostro obiettivo. Stamattina, come al solito, l'allenamento di rifinitura, ci sono state indicazioni positive o negative? No, ma io ho grande fiducia nei miei uomini, credo che questa settimana veramente è stato uno step importante, credo che hanno molte motivazioni, veniamo da una partita sfortunata e ci vorremmo prendere questa soddisfazione per noi stessi e per la nostra gente, per la nostra società. Sicuramente la partita di domenica è stata già archiviata, sappiamo l'importanza della partita di domani, sappiamo che incontriamo una squadra tosta, una squadra difficile da battere, una squadra che subisce pochi gol, una squadra compatta di categoria, però faremo la nostra partita come sempre e cerchiamo di portare più punti a casa. Proprio per quello che hai detto tu, in campo bisogna produrre un impegno veramente importante. No, assolutamente, ma quello penso non sia mai mancato e c'è sempre stato. Penso che abbiamo anche tanta voglia di rivalsa rispetto alla partita che abbiamo perso domenica, quindi sicuramente ci sarà ancora maggiore impegno. Sei soddisfatto del percorso in questo campionato? Già siamo in fase inoltrata per quanto riguarda il girone di ritorno. No, sicuramente stiamo facendo un buon campionato, però le somme si tirano alla fine, quindi è inutile parlare adesso. Speriamo di arrivare alla salvezza il prima possibile e poi ci possiamo divertire ancora di più. Sì, è una partita molto importante, questo lo sappiamo, abbiamo preparato la settimana per affrontare al meglio la partita di domani, però il girone di ritorno è un altro campionato, quindi sono tutte partite importanti, non ce n'è una in più, una in meno, sono tutti al pari livello. E proprio per questo qual è il vostro impegno, sia in allenamento che in campo? No, di migliorarci sempre di più, sempre ogni domenica che arriva, di fare il nostro meglio e di portare i punti a casa. Che partita vedremo domani? Secondo me è una partita molto combattuta perché loro sono molto forti, molto aggressiva, con tanti contrasti e niente, speriamo al meglio di portare più punti a casa. E proprio per questo forse ci vuole anche un supporto maggiore del pubblico favarese? Ma noi abbiamo sempre bisogno del pubblico, perché è il nostro 12° uomo in campo e più ci sono loro più siamo forti noi, diciamo così. E poi insomma c'è un Temin soddisfatto per quello che riesce a produrre in favore della squadra e per quello che gli altri ti riconoscono. Sì, quello è un premio che mi danno eccetera, però è il merito tutti dei compagni, che mi mettono a mio agio e allora pian piano do il mio contributo.
Bene, questo è tutto per TVA Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15, alle 20 con replica alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana, raccomandandovi la massima prudenza perché fino alla mezzanotte di oggi c'è l'allerta gialla. Grazie e buonasera.